Benvenuti. Benvenuti in un nuovo video con me e Alessandra chef. Faremo oggi la ricetta di cosa? Sconsi. Scritto scones vegetariani. Io sono vegetariana, mangio solo piselli. Sto scherzando, cazzo. Pugno che spacco la testa. Lo troverò quel deficiente prima o dopo. Se volete farli anche versione non vegetariana, potrebbero fare con la pancetta. Con la pancetta. Questa. Una cipolla bianca. Una cipolla bianca. Farina 00. Farina, che farina è? Che farina è? Ho mulino 00, rosso. ok. Immancabili. Piselli. Pepe nero. Sale. E lievito istantaneo. E lievito istantaneo, pane angeli. Procedimento. Puliamo la cipolla. La cipolla. Com'è marcia? Sì. Le persone, vedi, questa è una metafora della vita, perché le persone possono essere belle fuori, ma marce dentro, hai capito? Come la cipolla davanti era fuori, era bella, ma dentro l'hai aperta, l'hai tagliata e faceva cagare, era tutto marcio. Guardate la cipolla, guardate la cipolla, guardate la cipolla. Ah, le dita, occhio. Fai una gioia. Mai una gioia. Anna dai capelli rossi va tutto. Perché qui hai Sant'Antonio? Il fuoco dell'amore, come il Grinch sa il fuoco dell'amore. Cosa stai buttando? Cos'è? Piselli. I pisellini. Burro. Il burro. Burro e latte. Sì. E cate. Mamma mia. Nel frattempo c'è la cipolla che frittega con i pisellini. Dove devi buttare il burro? È nell'impasto dei scones. Nell'imparto degli scones. Burro. Non è che te deve da fare. Manca sale. Mitica Ale. Cos'è che è quello lì? Coppa pasta. Coppa pasta. E l'ale è magica. Scones con i piselli, guardate che meraviglia. Scones sono in forno. Scones cazzo sono. Sono in forno. Mi sono bruciata. Ma scottano. No. E si prova a mangiarne uno. Ma sono buoni anche così però. Instagram la cucina di Alessandra. Ok. Di Alessandra con la X. con la X. Il blog è la cucina Come di gli X-Men. Alessandra. Ok. Come X-Men. Ok. Dopo su Facebook sono Elena Alessandra Pelin. E Questi scones che non mi ricordo mai sto cazzo di nome. E se voglio mettermi qualche altra cosa, cosa posso mettermi? allora, per chi è vegetariano non ce ne sono altre opportunità. Per chi mangia la carne potrebbe mettersi dentro anche del prosciutto cotto. E quindi niente, qua se è così, finché non sono tutti paninetti con il formaggio non possiamo fare cotto e mangiato. Com'è che si chiamano, Ale? Scones. E anche questo video è cotto e magnato. Ci vediamo al prossimo video.